dire bugie. Quindi, io non dico bugie, tu sarai stato per le conferenze stampa, no, assolutamente, lì c'ero io che organizzavo le squadre dei ragazzi e dei giovani. Centinaia e centinaia non c'erano. Sei tu che stai dicendo delle menzogne assolutamente, e assumiti le responsabilità di quello che stai dicendo. Pieno perché c'ero e ho visto. Sei anche assessore regionale, quindi per favore. C'ero e ho visto. Secondo, i primi a dare disponibilità a ricevere immigrati in questi giorni sono stati i sindaci e amministratori del centro-sinistra, ok? Zanonato a Padova, Chiamparino a Torino, Rossi come la Toscana. Quindi c'è stata una disponibilità di una certa parte politica ad accogliere sul territorio appunto degli immigrati. Di fronte alla richiesta di chi? Di fronte alla richiesta di chi? Il governo Bossi-Berlusconi chiede alle regioni responsabilità, il governo delle regioni di centro-sinistra danno responsabilità. Questa richiesta, è bene che i cittadini lo sappiano, è arrivata dal governo Bossi-Berlusconi che ha chiesto alle regioni senso di responsabilità. Le regioni hanno risposto ad un ministro che si chiama ministro Maroni ed è della Lega. Queste sono menzogne. Guarda il Chiamparino, mica presidente di regione, sai, queste sono menzogne. Vedo che appunto i nervi scoperti ci sono. Voi siete menzogneri quando dite queste cose, veramente sono molto amareggiata di questo, perché le regioni cosa volete che facciano le regioni e i comuni? Rispondono ad una richiesta del governo Bossi-Berlusconi. Le offerte sono arrivate prima delle richieste, ma perché? Guarda, veramente mi stupisce perché tu dovresti essere una persona intelligente, stai dicendo una falsità. Ma scusami, ma figuriamoci, l'ho seguita, ma chi ti crede? Ma chi ti crede? Io ero in cabina, tu ti vedi, ma ci sei sempre. Perdonami Ciambetti, tu ci sei sempre, sei stato a Vicenza dalla mattina alla sera durante l'alluvione, io che sono la vice sindaco non ti ho visto. Dalla mattina alla sera, dalla mattina alla sera. Ci sei a Roma, non sei in regione a fare il tuo dovere, va bene. Abbiamo attenzioni diverse, dai. Assolutamente.